Buongiorno, benvenuti a questo nostro approfondimento quotidiano, il nostro focus. Oggi lo dedichiamo alla questione droga, soprattutto abbiamo intitolato questo appuntamento Morire di crack, perché la diffusione delle morti, ma anche la diffusione di questa droga è veramente devastante. Tra l'altro droga che viene spacciata davanti alle scuole, davanti ai bambini, ragazze e ragazzi che muoiono distrutti dalla dipendenza da stupefacenti. Sappiamo non c'è solo il crack, ma c'è anche la cocaina, l'hashish, insomma è una situazione veramente emergenziale. Da Catania a Palermo le ultime operazioni delle forze dell'ordine, i carabinieri in particolare, allo Sperone oppure a San Giovanni Calermo a Catania, ci raccontano una realtà davvero difficile e soprattutto preoccupante. Pensate che solo a Catania 2500 dosi giornaliere, un fatturato di 90 milioni annui, pressappoco equivalente a quello che accade a Palermo, e dunque noi questo pomeriggio ne vogliamo parlare anche perché associazioni, genitori, persone che vogliono impegnarsi, attivisti anche della società civile, vogliono anche contribuire, dare il loro apporto perché questa situazione insomma abbia ci sia un cambiamento in questa che è un fenomeno dilagante soprattutto fra i giovanissimi che muoiono, dicevamo, di droga, ma giovanissimi anche che la spacciano. E questo pomeriggio ho il piacere di avere in studio padre Benedetto Sapienza, che è il parroco di Santa Maria delle Salette di San Cristoforo di Catania, dunque veramente una sentinella per noi importante di quella che è la situazione anche in questo quartiere di Catania, non solo San Cristoforo, sappiamo purtroppo che le piazze di spaccio sono tante a Catania, così come anche a Palermo. Grazie anche a Pino Fusari, che è il psicoterapeuta e il responsabile della comunità Sentiero Speranza, grazie per essere con noi, la seconda volta che la interpelliamo perché lei ecco, è un altro fronte il suo, quello dell'impegno in prima persona, non solo come comunità di recupero, ma anche, ora ci racconterà, ci spiegherà anche quello che si sta proponendo a livello istituzionale, no? Per un cambio veramente di passo. Spero di avere fra qualche minuto anche il papà di Giulio Zavatteri, sappiamo il ragazzo morto di crack, il padre Francesco, ha cominciato anche lui un suo impegno, una sua battaglia personale. Speriamo di poterlo sentire fra pochissimo. Intanto, padre Benedetto, lei recentemente anche durante un'intervista nel nostro telegiornale al collega Luca Ciliberti ci raccontava di un giovane che era venuto a trovarla con un motorino fiammante, no? Che l'ha subito insospettita. Ecco, questa è una situazione insomma, che veramente pone preoccupazione. Dunque lo spaccio come punti vendita rende molto. Devo dire che nel quartiere San Cristoforo la chiesa come chiesa di Catania è presente con tantissime parrocchie, no? Gli dicevo gli angeli custodi, la Madonna Assunta conosciuta come Tornicella Playa, poi Ofuttino, cioè sarebbe Santa Lucia, poi abbiamo la Salette, Madonna la Salette che fa via Concordia, detta via 80 Pamme e via Plebiscito, e poi c'è San Cristoforo e Sacro Cuore a Fortino, quindi la Chiesa è molto presente con questi minori, con queste famiglie. E certamente San Cristoforo forse sarà un posto come San Giovanni Calermo dove c'è qualche punto vendita in più rispetto a Catania, però devo dire che coloro che usano queste sostanze, in questo modo particolare anche il crack, sono tutte persone che vengono da tutta la città di Catania e anche da fuori, dai paesini dell'Interland Etneo, sia verso l'Etna sia verso Gela, quindi verso Siracusa, ecco, vengono da tutti i posti. Certo, e lei sicuramente anche registrerà la preoccupazione di tante famiglie, perché vedono questi ragazzi che anche se non muoiono fisicamente, muoiono dentro, muoiono perché il loro cervello non funziona più, muoiono perché si allontanano da tutto, dalla scuola, dagli affetti,
insomma, dalla vita, quella che noi definiamo civile, in realtà poi entrano in questa strada che non ha sbocco, che è assolutamente di perdizione totale, Sì, no? ha detto benissimo, ci sono le morti purtroppo causate dal crack, ma ci sono morti ogni giorno di famiglie intere, perché questi giovani, devo dire anche gente grande, quindi parliamo di 30 anni, non solo giovanissimi, diventano violenti a casa, alzano le mani ai genitori, alle mamme in modo particolare, non ci sono più soldi che ci bastano, rubano a casa come pazzi e diventano quindi famiglie intere che perdono la pace, famiglie intere che si riducono alla povertà, perché poi non ci sono più soldi che ci bastano, che poi il crack ti chiama la sigaretta e l'alcol, tutta Insomma, una è un situazione, vortice nel quale si entra e non... poi diventi facilmente vulnerabile, quindi incidenti, inizi a correre, perdi tutto, quindi ci sono veramente delle tragedie in famiglia. Certo, e Pino Fusari, a questo punto chiedo a lei, arrivano poi questi giovani, che non sono sempre giovanissimi, alcuni, pochissimi forse, troppo pochi in comunità. Ecco, quale percorso cominciano e soprattutto quali sono le possibilità di recupero? Io ho avuto anche così sono venuta qualche mese fa e ho sentito alcuni di loro e c'era una costante che mi è sembrata un po' che accomunasse tutte queste loro testimonianze, quella di avere la consapevolezza di aver distrutto tutto nella loro vita e di cercare in qualche modo di ricominciare. Sì, sono storie che incontrano queste biografie, che incontrano la sostanza, a ognuna comunque non dimentichiamolo, insomma, non cancelliamo questi dati che sono quelli della vita, no? Le storie, l'affettività, la storia della famiglia, il sedimentarsi, no? Il raggrumarsi a volte in conflitti o generazionali o di altro genere. Questo comunque è la base un po', come dire, quel terreno dove poi l'uso della sostanza può essere associato alla quotidianità. Questo qui è importante non perderlo mai, perché non dobbiamo scambiare l'epidemia di crack che stiamo vivendo come se fosse un'omologazione di ogni persona. Ogni persona ha un suo percorso, ha una sua storia e arriva secondo proprio un insieme di fattori, no? Di momenti sbagliati, di mancanze anche di accompagnamento, di sostegno, arriva purtroppo all'associarsi al crack. Il crack è l'ultima invenzione che le mafie hanno trovato per poter commercializzare tutta quella sostanza che avevano nei magazzini, che probabilmente accumulata anche nel periodo del Covid, per cui assistiamo adesso proprio quasi a uno smaltimento di questa norma, anche se ovviamente a questo si aggiungono anche altro. In comunità le persone intanto cominciano, come dire, la comunità è fatta per chi la sceglie, per chi veramente ha voglia di fare un percorso, è fatta in modo che la prima cosa che viene messa da parte è proprio la sostanza, e quindi le persone nel giro di a volte anche pochi giorni in qualche modo si sistemano, no? Perché perdono quel contratto quotidiano, giornaliero con l'uso del crack o di altre sostanze, e per cui comincia lì un percorso di rivisitazione, cominciano i sensi di colpa che poi in quella fase non servono più, anche se alimentano una certa energia, una certa motivazione, ma dobbiamo insomma spostarli verso il domani, no? Spostarli verso l'oggi, verso quello che tu puoi fare oggi. E effettivamente l'età si è abbassata, anche se abbiamo avuto utenti anche quasi in età pensionabile, abbiamo avuto persone anche molto più grandi che hanno scoperto questa modalità di uso della cocaina, però effettivamente probabilmente anche proprio per la loro età sono le prime vittime, o sono quelle che compensano, cioè che si muovono meno bene nell'ambiente del crack, perché il crack purtroppo dà una dipendenza molto veloce, dà un impulso a ripetere l'esperienza molto veloce, per cui loro sono quelle che più di tutti sono esposte, magari hanno appunto avuto qualche iniziazione con qualche cosa che riguarda anche gli alcolici, no? Che sono invece una droga legale che circola molto facilmente,
sicuramente nell'ambiente, però insomma sono quell'età lì che va a volte molto bassa, dipende dalla situazione, dai 13, 14, 15 fino ai 20, 22, è un'età abbastanza suscettibile. Secondo lei quanti di questi ragazzi non riescono a essere poi intercettati, no, per una fase di recupero? Cioè sono veramente pochi quelli che poi rientrano in questi programmi, secondo lei, sì, rispetto alla diffusione che si sta avendo e che si registra? Sono tanti, perché questo qui è quello che ci ha motivato un po' la riflessione, sono tanti perché i nostri servizi per le dipendenze sono nati, pubblico e privato ovviamente, sono nati nel momento, fra gli anni 70-80 e l'inizio degli anni 90, sono nati soprattutto per quello che era l'eroina, l'emergenza di allora, diciamo, e quindi sono tarati un po' su questo tipo di prestazioni. In realtà la faccenda della cocaina, ma anche le comorbilità, cioè la doppia diagnosi quando c'è una sofferenza anche di tipo psicologico più marcato, o quando ci sono anche altre diagnosi, la prima epidemia di AIDS, diciamo così, in realtà hanno cambiato molto l'assetto dei servizi, hanno richiesto, non sempre siamo riusciti ad andare avanti a seguire questi fenomeni. Il problema infatti, quello più grave di adesso, è che abbiamo servizi che via via sono diminuiti, sono veramente stati addirittura accorpati, sugli operatori siamo a qualcosa che è meno del 50% di quelli che dovrebbero esserci, e appunto anche di più. Su questa base poi stiamo facendo partire anche a Catania, e se ci sarà il signor Zavatteri ci può raccontare anche dell'esperienza palermitana, stiamo facendo partire una sorta di riflessione, di sensibilizzazione con quelle che sono le persone che se ne occupano e con quelle che dovrebbero occuparsene, e quindi anche la politica, quindi anche l'ente locale, quindi anche l'ASP a un livello più di vertice, dobbiamo occupare, ma anche, perché no, anche la Chiesa. Certo, assolutamente, devono essere nessuno si deve sentire escluso da questo intervento. Io mi fermerei solo un momento per una brevissima pausa, e poi ritornerei in studio e continuiamo a parlare, e poi sicuramente parleremo anche di questa proposta che voi state presentando alle istituzioni. Eccoci in studio, e dunque stiamo discutendo di quello che è il fenomeno delle dipendenze da droga, le morti dei giovani, gli interessi, gli affari anche della mafia legati appunto allo spaccio. Do il benvenuto a Francesco Zavatteri. Buon pomeriggio, ci sente? Sì, buonasera. Buonasera, la sentiamo pianissimo, forse dovrebbe aumentare un po' il suo audio se le è possibile. Brevemente dico soltanto che Francesco Zavatteri è il papà di Giulio, un giovane palermitano morto di crack, mi corregga, il 16 settembre del 2022. 15 di settembre. 15 settembre del 2022. Da quel momento il papà di Giulio è stato, come dire, ha cambiato la sua vita e ha continuato a lottare perché non si muoia più di droga, questi giovani insomma continuano a essere vittime delle dipendenze, che poi dipendenze che si rivelano letali. Francesco Zavatteri, ci sente? Ci sente adesso? Sì, io vi sento, purtroppo non capisco perché non mi funzionano gli auricolari. Cercheremo di alzare l'audio noi, se ce la facciamo da qui. Le chiedo intanto a che punto è la sua battaglia, il suo impegno intanto per la casa di Giulio, che dovrebbe essere un punto di riferimento per tanti giovani, ma nello stesso tempo anche, lo già anticipava il Pino Fusari, voi vi state anche muovendo, state facendo delle proposte concrete. Sì, assolutamente sì, anzi a tal proposito voglio darvi una bella notizia. Io il 24 di novembre andrò a parlare in una scuola, sono stato informato da un insegnante. Mi dispiace, aspetti un attimo perché non sentiamo assolutamente niente in studio, e temo che non senta neanche chi ci ascolta.
e quindi speriamo di poter migliorare insomma, la qualità del collegamento. Intanto Padre Benedetto, lei ha ascoltato, insomma, penso che quotidianamente lei incontra tante realtà che, insomma, che la impegnano anche come Chiesa, ma non soltanto, no? C'è anche un impegno anche personale, al di là come dice anche il nostro Vescovo, noi cerchiamo di essere, anche come dicevi tu, delle porte aperte, perché purtroppo il primo contatto che hanno è la Chiesa, perché o vengono perché c'è il banco alimentare per la spesa, per la biancheria, assistiamo quasi 700 famiglie, diciamo così, non sulla soglia della povertà, poverissimi, che non hanno neanche la possibilità di comprarsi la bombola per il gas. Quindi parliamo di questo. Quindi tante di queste persone vengono, il primo contatto è la Chiesa, poi magari noi li indirizziamo alle comunità, ma sa quante persone che vengono, ah mio figlio dobbiamo portarlo in una comunità, ma io gli dico, ma se non è tuo figlio che vuole iniziare il percorso, diremmo in siciliano, su chiacchiere pesse. Poi magari quando diventano diciamo, detenuti vogliono fare il percorso in comunità in regime alternativo al carcere. Certo, quindi insomma una la scelta detenzione diversa diventa un sicuramente. motivo Certo, per una motivazione poter, diversa, insomma. una motivazione diversa. Francesco Zavatteri, ci proviamo ancora. Spero di Sì, vi sentirla. sento. Alzerò la voce perché purtroppo gli auricolari non funzionano. Purtroppo Allora, come oggi dicevo, questo collegamento è difficile. sì, È difficile sono anche sempre, perché non la sentiamo assolutamente. sono sempre gli imprevisti, così mi sentite? Mi Forse sì, avvicinerò un poco di più. Lei provi a avvicinarsi. alzerò molto il tono della voce. Allora, come vi dicevo, Sì. il 24 andrò, intanto desideravo salutare anche il parroco e ringraziarlo di essere presente perché la loro forza, la loro presenza, la loro vicinanza in questa vicenda è assolutamente fondamentale. Questa professoressa mi ha riferito che il presidente Mattarella è venuto a conoscenza del disegno della proposta di legge che la professoressa Clelia Bartoli col Dipartimento di Giurisprudenza e i giovani studenti hanno, insieme a noi anche ad altre associazioni, tra cui SOS Ballarò, abbiamo presentato questo disegno di legge attraverso le mani del Vescovo alla regione siciliana, all'ARS, a un gruppo interparlamentare che è stato costituito da Ismaele Lavardera, che è il vicepresidente della Commissione Antimafia, e che il Vescovo stesso ha consegnato con le sue mani dicendo fate presto. Ora, a quanto pare, il Presidente della Repubblica, essendone venuto a conoscenza, ha detto che ne vuole una copia e lo vuole visionare personalmente. Quindi questo ci fa supporre che a breve questo disegno di legge verrà calendarizzato e non dovrà affrontare i tempi biblici. Appunto. E tra l'altro il Presidente Mattarella so che verrà a Ballarò, ha già annunciato, proprio sollecitato da voi, dalle associazioni, insomma, verrà anche lì nel quartiere. Noi siamo felici di questo, siamo felici di questa attenzione perché io stesso ieri sono andato a visitare l'ambulatorio Ippocrate col quale siamo partiti nelle more che il Comune decida di portare avanti questo progetto, perché i tempi, come tutte le cose, della burocrazia, della legge, dei tecnici e quant'altro sono sempre abbastanza lunghi, quindi noi non siamo stati con le mani in mano e abbiamo deciso, grazie a questo ambulatorio Ippocrate gestito dal dottor Sergio Gargano, che generosamente ci ha messo a disposizione il suo ambulatorio il lunedì dalle 11 del mattino fino alle 18 del pomeriggio, dove già abbiamo iniziato un'attività di incontro per creare un percorso diagnostico per questi ragazzi. Perfetto.
Chiedevo invece a Pino Fusari se magari può essere molto sintetico, così diamo anche poi spazio ad altri argomenti. Due cose che caratterizzano questo disegno di legge, che tra l'altro leggo dalla dipendenza all'interdipendenza. Sì, in pratica questo disegno di legge che noi abbiamo come gruppo catanese, ci siamo mossi alla stessa stregua di quello che è successo a Palermo, nel senso che con qualche mese di ritardo comunque abbiamo cominciato a sollecitare, e Catania è una città ricca, è una città dove si fa cultura, e questi aspetti sono stati presi, nel senso che ci siamo ritrovati, voi per casa, qualche presentazione di libro, a capire quello che si stava vivendo anche a Catania. Da quel momento in poi operatori del servizio pubblico e del privato e delle associazioni che vivono anche nei territori queste situazioni come dire, molto forti di vite vissute e condizionate dall'uso della sostanza, i dormitori catanesi, la stessa chiesa catanese. Io ricordo per esempio che il primo convegno sul gioco d'azzardo a Catania fu organizzato dalla Caritas nel Museo Diocesano nel 2014, quindi la Chiesa c'è sempre stata e noi chiediamo, vogliamo che ci sia accanto a noi. Dall'indipendenza all'indipendenza significa lavorare un po' sulla mettere insieme i servizi, su non lasciare sole le persone, perché quello che molto probabilmente non si sono trovate persone come il figlio di Francesco, come non si sono trovate anche altre persone, come a Catania succede, come quello che diceva il padre presente di San Cristoforo. Il problema grosso è che le persone rimangono sole, cioè rimangono senza un riferimento, senza un servizio che li possa sostenere, indirizzare, aiutare nei momenti di più drammaticità. È una legge quadro molto interessante perché la Sicilia non ne ha mai avuta. Abbiamo fatto quello che diceva Zavatteri, riguarda anche noi, nel senso che loro hanno rappresentato anche Catania, ma altri gruppi stanno nascendo a Messina, gruppi che sono gruppi informali, quello che sta succedendo a Messina, a Catania, a Ragusa, a Enna, tutto quanto, grazie anche, come dire, al lievito questa volta, no, di Palermo, siamo riusciti in qualche maniera a costruirci, a ragionare su questa legge e a farla nostra. Certo, la legge è presentata all'Ars e quindi bisognerà vedere, c'è questo gruppo interparlamentare di diversi colori politici che dovrebbe sostenerlo, con la quale si è chiesto un confronto. Noi però quello che vogliamo fare, adesso mi rivolgo anche al parroco che c'è lì da voi, anche alla chiesa catanese, ma vorrei fare anche un appello anche all'ente locale, anche al sindaco di Catania o anche al commissario dell'ASP. Noi vogliamo discutere di questa faccenda, perché oltre a quella che è la legge regionale, noi vorremmo capire a un livello locale che intenzioni avete, che intenzioni abbiamo per poter sostenere le persone che si trovano in questa situazione. Chiarissimo. E cosa vogliamo fare? Chiarissimo. Francesco Zavatteri, le chiedo, alla luce di quello che lei ha vissuto in prima persona, lei si sente ancora solo? Guardi, mi sento solo nella misura in cui capisco che non c'è una grande condivisione, una comprensione del problema. Io ieri camminavo per le strade di Ballarò e ho visto due ragazzi in queste condizioni, buttati per terra su una coperta, uno con un cane accanto, uno addirittura sembrava morto, e ci siamo avvicinati con un ragazzo per capire se avesse bisogno d'aiuto e ci siamo accorti che era sotto l'effetto delle sostanze ma era vivo. Io quando vedo queste situazioni e le rivivo mi sento solo in questi momenti. Non mi sento di solo nella misura in cui tantissime persone, credetemi, tantissime persone mi sono vicine per supportarmi, aiutarmi, agevolarmi in questo processo di realizzazione di questo progetto che è nell'interesse dei nostri figli, dei figli di tutti, quindi tutti dovremmo alzarci ed essere uniti, noi con genitori, con figli, con la Chiesa, con le istituzioni che dovrebbero, invece di comportarsi un po' come dei sovrani dai quali uno deve andare in ginocchio con la mano protesa a chiedere quasi fosse un obolo, qualcosa che è un diritto di questi ragazzi. Io ho conosciuto tantissimi di questi ragazzi, molti dei quali provengono da situazioni familiari assolutamente normali, stabili, con genitori che lavorano, alcuni con disagi familiari importanti
e questo dispiace tantissimo, ma quasi tutti sono dei ragazzi che hanno una testa, che hanno delle capacità, che hanno delle risorse, che ragionano. Io ieri sera stesso mi sono fermato a cena con uno di questi ragazzi che conoscevo perché era un amico di Giulio, ci siamo fatti una bella chiacchierata, abbiamo anche riso insieme perché mi ha raccontato delle vicende tragicomiche con Giulio, perché ovviamente c'è anche questo nella vita di questi ragazzi. Mi ha raccontato del suo senso di solitudine, della sua depressione, però alla fine sono riuscito a farlo sorridere, a rasserenarlo, a tranquillizzarlo. Quindi io penso che questi ragazzi hanno soprattutto bisogno di dialogare con qualcuno, di sentire una vicinanza affettiva, di sentire una presenza che li possa astrarre da questo malessere. E per me, che mi trovo buttato in questo mondo perché io non immaginavo assolutamente nella mia vita che a mio figlio Giulio fosse capitato con qualcosa del genere, perché tutto pensavo tranne che Giulio potesse intraprendere questo percorso nella vita, perché era un ragazzo straordinario, intelligentissimo, meraviglioso, brillante, sempre spiritoso, sempre divertente. E quindi in questo percorso terribile di vita uno va approfondendo le proprie conoscenze, entra nell'anima delle persone e comprende che c'è un grande disagio in questi giovani, una mancanza di dialogo con i genitori che bisogna assolutamente aprire, perché oggi i nostri giovani praticamente come si dice, comunicano soltanto con i social, con Instagram, con Facebook. Infatti, con questi sono strumenti appunto che poi diventano trappole. Io purtroppo mi devo fermare qui, la ringrazio tantissimo per la sua testimonianza importante per tutti, come lei dice, nessuno si tira indietro di niente. Noi ci sentiremo ancora e soprattutto ringrazio anche Pino Fusari, il nostro padre Benedetto Sapienza, insomma tutti insieme si può fare sicuramente tanto. Grazie anche a voi che ci avete ascoltato e buon pomeriggio.